Credo che la cosa più importante sia rendere da subito evidente che nuova transizione 5.0 è una misura strutturale e continuativa che proseguirà anche nel 2027 e nel 2028. Così come ci aveva sollecitato, e giustamente, Confindustria, e dobbiamo trovare le compatibilità di bilancio con il ministro Giancarlo Giorgetti. La transizione 5.0 è una misura strutturale che proseguirà anche nei prossimi anni. L'annuncio arriva dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervistato a Ring dal vice direttore Ferdinando Avarino. La transizione 5.0 è un piano di incentivi del governo italiano per aiutare le imprese nella transizione digitale ed energetica. La nuova transizione 5.0, realizzata con risorse nazionali, mentre quella precedente aveva dovuto utilizzare risorse europee, è libera dai vincoli del Green Deal europeo proprio perché realizzata con risorse nazionali e quindi può essere più semplice, più facile da utilizzare e soprattutto può essere utilizzata da tutte le industrie, a cominciare proprio dalle industrie energivore che ne erano escluse dai diktat della Commissione europea. Altra importante novità per il Veneto e più nello specifico per la provincia di Venezia è la pubblicazione del bando di gara per la cessione del complesso aziendale di Speedline. Attualmente in amministrazione straordinaria, l'azienda storica dell'automotive italiano e marchio di riferimento nella produzione di cerchi in lega di alta gamma è oggi priva di debiti e con solide prospettive di rilancio. E finalmente sarà possibile a chi farà l'offerta migliore prendere in consegna uno stabilimento eccellenza del Made in Italy e rilanciarlo come esso merita e come già hanno fatto, preservando l'attività produttiva, i commissari che ho nominato.